Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi vorrei parlare della tachicardia ventricolare. Si tratta di un tipo di aritmie che deve essere indagato per bene e studiato per i motivi che vedremo di seguito. Trovate altri video informativi e divulgativi come questo sulle mie pagine social, YouTube, Instagram e Facebook, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Ma ora veniamo alle tachicardie ventricolari. Si tratta di un gruppo di aritmie che origina dalla parte bassa del cuore, i ventricoli. Queste aritmie possono verificarsi anche in cuori sani, cioè esenti da cardiopatia strutturale come visto all'ecocardiografia o alla risonanza magnetica, ma la maggior parte delle volte si verificano in dei cuori che hanno avuto delle problematiche. La diagnosi delle tachicardie ventricolari si basa soprattutto sull'utilizzo dell'elettrocardiogramma, che è lo strumento fondamentale per andare a fare la diagnosi. Ci sono d'ausilio poi altre metodiche come l'ecocardiografia, che ci fa vedere la contrattilità del cuore, le valvole, la presenza di altre alterazioni e anche molto spesso la risonanza magnetica cardiaca. Le tachicardie ventricolari che originano nei cuori sani, cioè esenti da cardiopatia strutturale, sono solitamente le forme da tratto del flusso oppure le tachicardie ventricolari fascicolari. Invece, le tachicardie ventricolari che originano nei cuori con delle alterazioni possono provenire da qualsiasi parte dei ventricoli, sia destro che sinistro, solitamente non sono le forme di quelle più benigne che abbiamo appena citato. Nei cuori che hanno delle alterazioni, la forma più frequente di tachicardia ventricolare è sicuramente quella post-ischemica, cioè quella che avviene in seguito a un pregresso infarto del miocardio, l'infarto del cuore. Infatti, la formazione di cicatrici all'interno del cuore facilita i circuiti di rientro che innescano l'aritmia ventricolare. Altre forme di tachicardia ventricolare possono essere presenti nelle cardiomiopatie. Esiste la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, la cardiomiopatia ipertrofica, quella dilatativa. Ci sono anche le sindromi aritmogene, come la sindrome del cuti lungo oppure la sindrome di Brugada, che in alcuni casi possono dare origine alle tachicardie ventricolari. Una prima classificazione delle tachicardie ventricolari riguarda la loro morfologia, cioè l'aspetto che hanno sull'elettrocardiogramma. Si dividono così in monomorfe, se tutti i complessi della tachicardia sono uguali tra di loro, oppure polimorfe, se invece variano tra l'uno e l'altro. Una forma particolare di tachicardia ventricolare polimorfa è la torsione di punte. Un'altra classificazione delle tachicardie ventricolari riguarda la loro durata. Possono quindi essere suddivise in tachicardie ventricolari sostenute oppure non sostenute. Le forme sostenute sono quelle che durano più di 30 secondi o richiedono un'interruzione da parte degli operatori prima dei 30 secondi a causa di una instabilità emodinamica. Le forme non sostenute sono quelle che invece durano meno di 30 secondi. Solitamente le tachicardie ventricolari hanno una frequenza molto elevata, quindi il sintomo principale è sicuramente il cardiopalmo, la palpitazione. Altri sintomi però possono essere la sincope, lo svenimento, la dispnea da sforzo, l'affanno, fino ad arrivare al vero e proprio arresto cardiaco. Il trattamento delle tachicardie ventricolari dipende da caso a caso. Può essere richiesta l'interruzione immediata della tachicardia, in tal caso avviene con la defibrillazione o la cardioversione elettrica sincronizzata in base alla presenza o meno di polso. In altri casi, quelli più stabili, possono essere utilizzati dei farmaci endovenosi per cercare di rallentare e far interrompere l'aritmia. Una volta stabilizzata l'emergenza, il caso solitamente viene valutato tra più colleghi. In molti casi si rende necessario l'impianto del defibrillatore, un dispositivo sottocutaneo che viene inserito al di sotto della clavicola, solitamente
sinistra. Potete trovare informazioni in un altro video di cui ho parlato proprio dei defibrillatori. In alcuni casi si può valutare di eseguire l'ablazione transcatetere. Si tratta di una procedura mini-invasiva dove si entra attraverso le vene degli inguini, le vene femorali, per arrivare fino al cuore ed andare a bruciare i circuiti di rientro o i foci, cioè i punti dai quali origina l'aritmia ventricolare. L'ablazione viene spesso considerata nelle forme presenti nei cuori sani, quelli esenti da cardiopatia strutturale, ma può essere presa in considerazione anche in altri casi, come nelle cardiopatie ischemiche o nelle altre forme di cardiomiopatie che abbiamo citato prima. È importante dire che nei cuori dove sono presenti delle alterazioni, come dopo gli infarti miocardici oppure nelle cardiomiopatie, l'ablazione non è quasi mai alternativa all'impianto del defibrillatore, che comunque deve essere valutato per proteggere il cuore anche al di fuori delle strutture ospedaliere. Come sempre ricordo che le valutazioni vanno fatte da caso a caso e sono personalizzate, quindi sarà il vostro specialista di fiducia che saprà cosa è meglio fare nel vostro caso. Quindi, ricapitolando, le tachicardie ventricolari sono un gruppo di aritmie che origina dalla parte bassa del cuore, i ventricoli. Si dividono in forme monomorfe o polimorfe, sostenute o non sostenute. Possono essere presenti sia in dei cuori sani, cioè esenti da cardiopatia strutturale, ma la maggior parte delle volte è presente un'alterazione alla base del cuore. I sintomi principali sono il cardiopalmo, la palpitazione, l'affaticamento eccessivo fino ad arrivare allo svenimento o all'arresto cardiaco. Il trattamento prevede in emergenza l'utilizzo della cardioversione elettrica o defibrillazione e dell'utilizzo di farmaci per via endovenosa. Una volta stabilizzato il quadro, si valuta l'utilizzo di antiaritmici, farmaci per bocca, come l'impianto del defibrillatore o l'utilizzo dell'ablazione transcatetere. Se vi è piaciuto questo video, cliccate su mi piace e condividetelo. Seguitemi sulle mie pagine social Facebook, YouTube e Instagram, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Potrete trovare altri video sempre aggiornati di informazione e divulgazione. Grazie e buona salute a tutti.